Venezia, Verona, Jesolo, Cortina. Il Veneto ha più o meno tutto, dal mare alle città d'arte, dalle Dolomiti fino alle terme. E infatti la nostra è la prima regione italiana per movimento turistico. Detiene il 9,5% dell'intera offerta ricettiva alberghiera e l'11,5% del PIL turistico nazionale. Insomma, qui il turismo è davvero un settore trainante, ma negli ultimi anni la crisi ha colpito duro, determinando una contrazione delle presenze e un calo dei fatturati. Credo che usciamo da un altro annus horribilis, speriamo che sia l'ultimo. Qualche segnale di ripresa lo stiamo notando, lo diciamo con molto sottovoce, forse per scaramanzia piuttosto che perché questi ultimi 3 anni ci impongono la prudenza. Naturalmente però abbiamo bisogno che questa ripresa si consolidi, diventi certa per riprendere con gli investimenti e il ritorno a un'occupazione anche nel turismo che ha segnato il passo, anzi ha avuto alcuni segni meno negli ultimi anni. Per risollevarsi le imprese turistiche si stanno attrezzando, ma serve una regia. Ecco perché gli operatori del settore guardano di buon occhio al nuovo Piano Nazionale del Turismo presentato al Vega di Marghera, uno strumento pensato per far recuperare competitività al paese. È un lavoro molto importante fatto a livello nazionale da Federturismo in collaborazione con Pricewaterhouse, quindi con un'azienda leader nella ricerca. C'è bisogno di consapevolezza, c'è bisogno di conoscere, di capire bene le necessità del settore, perché il turismo è sempre stato visto un po' come un settore quasi come qualcosa di spontaneo. Non è così naturalmente, non può essere così e sempre meno sarà così nei prossimi tempi. Quindi vuole essere un contributo alle imprese, alle rappresentanze delle imprese, ma anche a chi di turismo si occupa dal punto di vista pubblico, quindi dal Ministero fino alle regioni e ai comuni, che comunque giocano un ruolo importante nel mantenere le destinazioni appetibili ai turisti. In pratica, secondo il piano, con una politica di investimenti sul fronte delle infrastrutture, soprattutto a sud e nelle isole, destagionalizzando, cioè spalmando l'attrattività turistica lungo tutto l'arco dell'anno e sfruttando certi grandi eventi come l'Expo, in 10 anni la quota del PIL verrebbe raddoppiata. Noi potremo passare da un contributo del turismo al PIL nazionale, che oggi purtroppo è sceso leggermente rispetto agli anni scorsi e si attesta intorno al 9,8% del PIL nazionale. Utilizzando questi benchmarks internazionali, queste best practices, possiamo prevedere di arrivare a raddoppiare il peso del PIL contribuito dal turismo, quindi arrivare nel decennio, stiamo parlando di 10 anni. Cosa molto importante invece, al di là del PIL che può lasciare più o meno freddi, è il discorso occupazionale, perché ovviamente è un settore molto labor intensive, quindi ha grande contenuto di impiego. Oggi già impiega direttamente e tramite i settori collegati oltre 2,5 milioni di occupati, che rappresentano circa il 10% della forza lavoro complessiva del nostro Paese. Ebbene, prevediamo che sempre questo esercizio di pianificazione sul decennio possa arrivare ad aggiungere circa 1.600.000 posti di lavoro, oltre, e lo dico perché non è banale, a volte si dimentica, a mantenere quelli in essere. Un'opportunità anche sul fronte dell'occupazione dunque, ma gli operatori, che guardano più al domani che non al 2020, sono invece preoccupati. La tassa di soggiorno annunciata dal ministro Calderoli non piace alle imprese del settore, che la considerano un nuovo balzello. Noi non siamo pregiudizialmente contrari a discutere di una tassa di scopo, ma a discutere nell'ambito di un quadro complessivo. Noi vogliamo sapere come vengono impiegati e come verranno impiegati poi eventualmente questi fondi, come saranno spesi e per di più vorremmo qualche quadro di certezza normativa un pochettino più chiaro. Il decreto parla di comuni, l'assessore regionale parla di regioni, il ministro scarica le critiche che arrivano sull'associazione dei comuni stessi, insomma non è un gioco a scaricabarile, stiamo parlando della vita o della morte di imprese e quindi di chi ci lavora a ogni titolo. In realtà, dice la Federturismo, l'Italia è già una meta fin troppo cara. Se si aggiungessero dei ticket, in molti volgerebbero subito le spalle al bel paese, scegliendo altre destinazioni. Oggi noi soffriamo come paese, a parità di confronto, di un deficit, diciamo, in termini di prezzo, nel senso che siamo più cari per passeggero rispetto a un paese nostro concorrente come la Spagna, di circa 150-200 euro alla settimana, sulla stessa tipologia di offerta. È chiaro che gravare 5 euro
al giorno per una famiglia di 4 persone, la matematica è presto fatta, sono 20 euro al giorno per 5 giorni, sono 100 euro in più che andiamo a gravare. Allora, se fossero al limite tasse di scopo potremmo anche discutere e dibattere, ma semplicemente aggiungere un'altra gabella per ripianare i deficit comunali e farla pagare semplicemente a chi lavora nel turismo, che ripeto è un settore che può dare ancora grandi prospettive di sviluppo occupazionale, non mi sembra la mossa più azzeccata. Anche il testo della legge regionale sul turismo, attualmente in discussione, prevede una tassa di scopo, ma questa sarebbe gestita a livello regionale, non comunale. Nel senso che quando c'è un'opera da fare, un progetto da finanziare, dobbiamo trovare, come dire, qualcuno che aiuti a renderla efficace ed efficiente. Quello che si sta proponendo per la fiscalità municipale, quella tassa di soggiorno, forse non è la stessa cosa a cui io facevo riferimento, perché si creerebbero delle disparità da comune a comune. Penso ad esempio il caso tra Jesolo e Musile, due realtà che tra di loro c'è un confine, però troverebbero realtà completamente diverse, entrate importanti per Jesolo, nessuna entrata per Musile. Ecco perché sono un po' scettico sull'utilità di una tassa di soggiorno a livello comunale. Di tutt'altra opinione è l'amministrazione comunale di Venezia, a cui una tassa di soggiorno farebbe molto comodo, se non altro per far fronte al surplus di spese che la presenza dei turisti comporta in una città così speciale. Venezia ha una sua specificità che non può essere equiparata ad altre città né italiane né del Veneto. Venezia ha bisogno di risorse proprie, dal turismo possono derivare delle risorse importanti per la promozione e per la salvaguardia della città. Questa occasione Venezia non la può perdere. I problemi delle altre città del Veneto o dell'Italia sono diversi e andranno affrontati in modo diverso. Venezia deve vedere riconosciuta la propria specialità. Nessuno mette in dubbio il fatto che Venezia sia unica al mondo e quindi ritengo importante e interessante dare a Venezia questa specificità. Poi introdurre tassi di soggiorno, ticket turistici, dovremo valutare quanti turisti dormono fuori Venezia, vedono Venezia, escono da Venezia e tornano a dormire da qualche altra parte. Quindi non so appunto il livello comunale se sia quello ottimale. In ogni caso la crisi è sbarcata anche in Laguna, dove si è registrato un calo di visitatori, molti americani in meno e in bassa stagione tante camere vuote. La crisi è sicuramente un dato costante dell'ultimo triennio dopo il 2007 per motivi macroeconomici, del cambio con il dollaro per molti dei nostri clienti internazionali, ma anche proprio di percezione dell'accessibilità di alcune destinazioni. Siamo sicuramente in una fase di valutazione diversa dei nostri elementi più caratteristici, quindi Venezia non deve essere vissuta soltanto come il momento del Carnevale, che è un momento fantastico per tutto quanto il mondo, o per quello della Biennale del cinema. Venezia è una città che ha una capacità sia in termini di territorio allargato, che arriva fino a Jesolo e Cavallino, alla riviera del Brenta in termini di provincia, che può veramente diventare destinazione su tutto l'anno. Oggi soffriamo molto la stagionalità anche, quindi le contrazioni in termini di presenze rapportate ad una stagionalità che ci porta qualche sofferenza sono uno dei grandi interrogativi a cui il sistema Venezia deve dare delle risposte.